Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio da Arzana, dove si sta per giocare la 22esima giornata del campionato di eccellenza tra l'Idolo, squadra di casa, e il Lipunti. Una partita fondamentale per entrambe le squadre per proseguire il loro cammino in campionato e allontanarsi dalle posizioni di bassa classifica. Le due formazioni allora le vediamo con la squadra di casa alla sinistra dei vostri schermi in completa maglia bianca dell'Idolo, che scenderà in campo con Marongiu, Usai, Orru, Staffa, Kamana, Usai, Traoré, Pirodi, Nieddu, Giammè, Manca con in panchina mister Luigi Laduporta, Loi, Lilliu, Stocchino, Usai, Marco, Matteo, Usai, Lorenzo Cocco, John Stein Servais, Cabiddu e Lotto. Dall'altra parte invece il Lipunti con Murru, Manca, Ruiu, Pablo Val della casa, Carvajal, Puddu, Moro, Tenerelli, Luiu e Oggiano in panchina con il numero 12 Canalis, Lorenzoni, Asara, Fini, Madeddu, Piras, Viale, Borrozzu, Usai agli ordini del mister Cosimo Salis. È tutto ormai pronto con le due formazioni schierate in campo, con il pallone già in mezzo al campo, ed eccolo il fischio d'inizio. Si parte subito con la squadra di casa con il suo schieramento, con il tentativo delle due punte, con subito arretrato il trequartista, una difesa a 4 ormai consolidata, una sorta di 4-3-3 per il mister Ladu, mentre dall'altra parte con una difesa a 3 più precisa il Lipunti, che adesso andrà a subire questo fallo laterale. Bisognerà ripartire dal portiere con il controllo palla di Murru, con il pallone che viene subito girato. Adesso c'è il controllo con Carabajal che fa girare il pallone, perso subito il pallone con il Jammè, mette in mezzo il tiro con un pallone che viene ciabattato, ma resta lì in mezzo all'ingresso dell'area di rigore. Il pallone all'indietro con il cross messo in mezzo da Staffa, il pallone che viene recuperato dal portiere dei Punti, che va adesso a cercare subito le punte in avanti. Niente da fare, c'è ancora il controllo palla di Traoré, poi lotta con Jammè, il pallone perso, si ritorna indietro con Carabajal che fa girare il pallone con il suo capitano Luiu, con l'apertura del gioco. Il pallone controllato a centrocampo e poi si ritorna indietro nella difesa della squadra ospite con della casa. Fa il lancio subito in profondità, il controllo di palla con il colpo di testa di Tenerelli, pallone che viene allungato verso il portiere. Non c'è niente da fare per questa azione offensiva. Comunque subito si prova a cercare l'azione pericolosa, che poi esce fuori. Sarà il fallo laterale che può battere con la maglia numero 3 Orru. Ancora Orru a controllare il pallone e c'è subito il fischio dell'arbitro per un calcio di punizione affidato ancora Simone Orru a girare il pallone per Staffa. Gioca sul versante sinistro del campo, sarà fallo laterale con il controllo palla, passaggio in mezzo per il tentativo di Nieddu, fermato. Adesso è il fallo laterale. Si resta sempre in zona d'attacco per l'Idolo con Nieddu, prova a far partire in avanti il suo compagno, pallone troppo lungo, si perde sul fondo, sarà di nuovo l'opportunità per Murru mettere giù il pallone. Eccolo il rilancio del portiere del
li punti, subito il colpo di testa, poi il rilancio di Carabajal, si gioca ancora a rimpallo tra le due squadre, adesso si può tornare con il pallone allargato per Manca, poi il passaggio in profondità, il controllo, Tenerelli di testa a far ripartire Puddu, a controllare ancora Puddu per il pallone in mezzo, il passaggio filtrante per Oggiano con il pallone messo in mezzo, niente da fare, ma buona l'apertura di Puddu a far partire questa azione del Lipunti, può andare a battere questo calcio d'angolo con Cristian Luiu, sarà il primo tiro dalla bandierina. Primo tiro dalla bandierina, pallone messo in mezzo, pallone basso proprio per Carabajal, pallone viene respinto, il colpo di testa di Traoré, poi il controllo con Ruio a mettere il pallone fuori, ripartire con possibilità per la squadra di casa con Paolo Usai. Rimettere in gioco il pallone, la lunga per il controllo palla sulla sua verticale di Manca, poi il giro palla dalla parte opposta dove c'è Orru, può controllare il pallone all'indietro per Camana, pallone troppo esterno, si perde in fallo laterale, si può rigiocare con il Lipunti, il gioco all'indietro con Luiu che prova l'apertura dalla parte opposta per Ruiu, va a controllare ancora Ruiu, rientra sul destro, il passaggio, prova lo scambio, ancora Luiu, questa volta con il sinistro, ancora il pallone viene messo in mezzo da Moro, pallone viene sparacchiato via con il giocatore dell'Idolo che non è stato avvisato dai suoi compagni, era solo, poteva fare di meglio, ha avuto la fretta di sparare via il pallone e concedere ancora una volta la battuta dal calcio d'angolo. Sarà il secondo tiro dalla bandierina per la squadra ospite che va a riempire l'area di rigore con i saltatori. Il pallone messo fuori dalla parte opposta, c'è il controllo di palla ancora di Puddu. Puddu mette il pallone in mezzo con la difesa che spara via il pallone, c'è il tentativo di contropiede con il pallone che non arriva, ma c'è il fallo fischiato, segnalato dall'arbitro sul contropiede di Niedu. Si stava lanciando in posizione offensiva, in mezzo pronto Alessandro Manca, si può giocare ancora con Orru, contratto l'intervento di Matteo Moro, ancora fallo laterale, sempre Orru sul pallone, c'è l'appoggio, lo stop di petto, l'1-2, il pallone in mezzo, può liberare la difesa del Lipunti e controllare anche il pallone con Puddu, il lancio ancora in profondità, prova a incunearsi nella difesa ospite Oggiano, anticipato dall'ottimo intervento di Usai, Antonio Usai. Ancora pallone in gioco, messo fuori dall'intervento di Jamet. Ora si può ripartire con il fallo laterale per Ruiu, pallone scambiato ancora per Ruiu, pallone in mezzo, in profondità verso Tenerelli, l'anticipo in tuffo di Marongiu. Pallone in mezzo, il colpo di petto facile di Orru che poi vuole anche prendersi il pallone per provare a dare l'avvio all'azione. Intanto c'è un piccolo rischio, l'alleggerimento di Jamet all'indietro.
lo scambio con Staffa che la appoggia ancora per Kamana, pallone largo, grande anticipo della difesa del Lipunti che può avere l'opportunità con il sinistro dalla distanza di Matteo Moro, palla deviata, ma c'era anche la bandierina del guardaline per segnalare il primo fuorigioco della partita in questo avvio di gara. Primo fuorigioco anche per la squadra ospite. Adesso il pallone in profondità per Niedu, tanto c'è lo scatto in mezzo all'area di rigore di Manca, molto più largo, c'è il passaggio per Jamè, il pallone torna all'indietro, ancora Urru con il controllo palla, sempre largo Jamè con il pallone tra i piedi, adesso il numero 10 incespica però sul pallone, lo regala agli avversari che possono ripartire in contropiede e poi c'è il colpo di tacco sbagliato da Oggiano, colpo di tacco che non ha funzionato. Tanto è ancora Urru a controllare, la per Staffa, il lancio in profondità dove c'è lo scatto ancora di Traoré, il pallone tra i piedi per il giocatore numero 7, allarga il gioco con il pallone che finisce tra i piedi di Piroddi, ancora Piroddi apre con il passaggio ancora per Jamè, prova a mettere in mezzo con il sinistro, il colpo di testa a liberare ma si resta lì con Staffa, prova la conclusione anche Staffa e c'è la bandierina del guardaline che si alza su questo colpo di testa, la posizione di offside segnalata anche per la squadra di casa. Lancio in profondità, il colpo di testa di Tenerelli a far proseguire il pallone per Oggiano, anticipato dal colpo di testa all'indietro a liberare, c'è la possibilità ancora per Marongiu di ripartire, sceglie Cananà con il pallone tra i piedi, anzi si tratta di Jamè che torna sempre molto indietro a prendersi i palloni con Orru che sale sulla destra per lanciarsi sulla fascia, intanto si parte da sinistra con il lancio in profondità e il taglio per Traoré anticipato, si alza anche la bandierina del guardaline, ancora un fuorigioco, buono questo taglio di Traoré che ha provato a cogliere in preparata la difesa ospite che è tenuta su. Allora si riparte con il gioco, l'apertura per Ruiu, ancora il numero 3 che va avanti, chiede lo scambio in mezzo al campo, pallone arpionato sempre tra i piedi, c'è anche il fischio del direttore di gara dal punizione per il Lipunti, questo intervento su Puddu. Intanto il lancio in profondità ancora per il controllo di Oggiano con il tentativo di rientrare sul destro ma tutto vano, c'è la bandierina ancora del guardaline che si alza, altro fuorigioco segnalato su questo lancio in profondità. Allora, c'è il lancio lungo di Staffa, lo stop di petto per un attimo di Manca, viene fermato da un'azione irregolare segnalata dall'arbitro. Pallone che Traoré appoggia subito per Staffa, apertura dalla parte opposta, il controllo palla di Piroddi, prova per Usai, libero Usai con l'intervento a chiudere e sarà calcio d'angolo. Buona questa sovrapposizione di Usai, c'è anche il primo tiro dalla bandierina per l'Idolo. Con tutti i saltatori Manca, tanto va Staffa a battere, salgono anche dalle retrovie Kamana, sale anche Orru, in mezzo ci sono gli avanti Niedu, Manca ma anche Jamè, tutti a saltare, tutto i Lipunti a chiudere invece in zona difensiva, va Staffa
tiro tagliato con il colpo di testa a prolungare, ci è parso di Tenerelli, il pallone messo dalla parte opposta e quindi in fallo laterale. Si resta ancora in zona d'attacco. Il pallone viene messo nella disponibilità dei giocatori dell'Idolo con Orru. Prova a lottare ancora Jammeh con poi il pallone sparato via per liberare la difesa. Mai ancora frangente azione d'attacco dell'Idolo con Orru, va a controllare il fallo laterale, colpo di testa a liberare sempre sui piedi di Orru, prova l'1-2 anticipato, allora cambiare il gioco, il lancio di Piroli dalla parte opposta, troppo lungo il pallone e va a essere indirizzato su Traoré. Pallone troppo lungo, troppo profondo. Non è possibile. C'è il controllo palla, ancora il tentativo in avanti di Traoré con il pallone che viene sparato via poi dall'ottima difesa di Carabajal. Tanto il pallone all'indietro, ancora con il passaggio per Jammeh, allarga ancora per Orru, si fa vedere sulla sua verticale Traoré, eccolo lo scambio ancora con il numero 7, trattenuto per un attimo da Ruio, il pallone arriva comunque in avanti per Manca, si libera Manca, prova il tiro, il pallone viene respinto, l'ottima parata di Murru. Allora, la prima vera occasione, un affondo, pallone respinto dal portiere. Pareggio anche sul conto degli angoli, 2 a testa e intanto sempre Staffa sul pallone, mette il pallone a giro, a liberare ancora Luiu, poi si riparte con l'apertura di Traoré ancora per Staffa che è rimasto lì sulla destra. Staffa prova il tiro, una conclusione a metà tra un cross e un tiro, blocca Murru e prova a far ripartire subito Oggiano, pallone controllato da Usai che può fare buona guardia. Il passaggio tentato verso Nieddu, fa buona guardia ancora Carabajal, il pallone di Manca messo all'indietro per Murru. Sceglie Luiu che sbaglia però l'uscita e allora va Traoré con il pallone, prova il dribbling, c'è il fallo da parte di Luiu che mette giù il suo avversario e finisce anche tra gli ammoniti, il primo ammonito dell'incontro. Il fallo subito con l'intervento irregolare di Luiu finisce tra i cattivi di questa partita. Quasi tutto pronto per il tiro sul pallone Nieddu, c'è anche Staffa, probabilmente il numero 9 potrà battere con il tiro di Nieddu, palla fuori, pallone non particolarmente insidioso, finisce fuori senza grandi patemi d'animo per Murru.
allora è Murru che può rilanciare in profondità, il controllo palla di Tenerelli che poi mette all'indietro ancora per Ruiu, anticipato in fallo laterale. Ancora Tenerelli prova a lanciare in profondità, Oggiano anticipato, e poi il controllo palla per l'uscita, palla al piede dell'idolo con Staffa adesso a controllarla. Marcati davanti, deve ripartire da Camanà che scambia ancora con Usai, può far portare palla lui, più esterno, il colpo di testa a liberare, poi il controllo palla ancora di Luiu, l'apertura per Ruiu, il controllo ancora di Oggiano, sempre per Ruiu, il pallone in profondità, Tenerelli era rimasto fermo tra le linee, la difesa ha fatto buona guardia e allora Antonio Usai può portare palla avanti, lo scambio all'indietro con Camanà e poi lo scambio con Jamé, sempre molto arretrato il numero 10, fa girare il pallone a ripartire da Marongiu, si deve liberare da Usai, poi lo scambio ancora con Traoré molto mobile, il numero 7, il passaggio tra le linee su Nieddu, ancora Traoré anticipato dall'ottimo intervento in ripiegamento e poi però il lancio in profondità con Oggiano che recupera palla, si fa vedere sul destro, prova il tiro a giro, per un attimo l'errore di Orru, ne stava approfittando Oggiano a strappargli via il pallone, poi non ha trovato lo spazio per il tiro immediato e allora sulla tentativo poi a tiro da fuori area, pallone troppo debole per un'azione potenzialmente pericolosa per il Lipunti sull'errore della difesa e adesso c'è un altro controllo di lui a recuperare il pallone, il palleggio in mezzo al campo di Puddu, perde il contatto col pallone, Pirodi allarga per il tentativo poi di passaggio in profondità dove c'è lo scatto di Jamé anticipato dall'ottimo ripiegamento di Ruiu che riesce ad anticiparlo e il rinvio di Muro in profondità, ancora il colpo di testa di Usai che va a controllare il pallone. Allora il controllo di Tenerelli, prova a girare dalla parte opposta dove c'è Moro, il controllo, il pallone ancora per Puddu, prova con il sinistro da fuori area, il tiro si perde alto sopra la traversa, un tiro con il corpo troppo all'indietro, con il tiro tentato da Puddu. Se ne fa via il primi 20 minuti di gara, ancora il colpo di testa di Moro a svettare, poi l'appoggio all'indietro di Antonio Usai per il suo portiere. Là fuori con l'intervento però dell'arbitro resta a terra Traoré, il pallone, il fallo subito dal numero 7, molto mobile tra le linee sulla tre quarti del Lipunti. Si riparte con Staffa a controllare, sempre lui a far ripartire le azioni, il taglio verso il tentativo di Jamé, poi l'anticipo e poi Luiu ad aprire il gioco, il controllo di Puddu, pallone all'indietro ancora per Ruiu, prova lo scambio, buona questa azione tutta di prima del Lipunti per partire con Tenerelli, l'anticipo di Marongiu, c'è anche la carica sul portiere e resta a terra con Tenerelli che va a sincerarsi delle condizioni del suo avversario. Ecco Tenerelli, il vice capitano. Allora, mentre ancora a terra il estremo difensore dell'idolo con Marongiu che
è rimasto infortunato dopo l'intervento di poco fa, con un primo tempo senza grandissime occasioni, solo qualche piccola schermaglia per le due squadre in questi primi 25 minuti di gioco, per una partita importante per entrambe le formazioni, non necessità di staccarsi dalle posizioni di bassa classifica, soprattutto il Lipunti, penultimo a quota 15, 5 punti sopra invece per l'Idolo, che vede il Bosa a quota 26, squadra quella dell'Idolo che arriva dalla vittoria contro il Castiadas, poi il pareggio con la Villa Cidrese, un momento di forma abbastanza positivo anche con la vittoria contro la Seminese nelle ultime 3 partite per la squadra di casa. Dall'altra parte il Lipunti arriva dopo il pareggio contro il Porto Rotondo e anche le buone vittorie con il Castiadas e la Seminese ancora ultima a quota 12, tanto Staffa riapre per Orru, prova a rientrare, poi anticipato da Luiu, il pallone resta lì, il controllo con Nieddu, poi si può partire ancora con il tiro di Orru, tiro un po' ciabattato, resta a terra ancora il giocatore del Lipunti. Il capitano Cristian Luiu, 3 reti per lui in stagione finora in campionato. Tanto c'è il pallone che viene restituito da Traoré al portiere Murru, che può controllare, poi far ripartire il lancio in profondità verso Tenerelli, la spezza di testa, ma c'è l'anticipo di Orru e poi spara via Jamè con il pallone in avanti, dove Karabakal mette fuori. Allora sarà fallo laterale in zona offensiva, va a provare a batterlo Orru con il pallone tra le mani, si fa vedere di fronte a lui Jamè, più in mezzo gli altri compagni. Orru osserva il piazzamento dei compagni, proverà a metterla in mezzo, poi sceglie ancora Jamè, ancora verso Orru, mette il pallone in mezzo, il tentativo di stop da parte di Manca, niente da fare, allora si riparte con Murru a bloccare in presa, far ripartire il gioco. Ancora con Ruiu, lancio in profondità, lo stop di Tenerelli viene contratto dall'ottimo intervento di Piroldi, poi c'è il fischio dell'arbitro per il fallo subito proprio dal numero 8 dell'Idolo. Allora il pallone con l'intervento in scivolata un po' scomposto. C'è anche il cartellino giallo per Nieddu, per questa entrata dura in scivolata per cercare di recuperare il pallone. Cartellino giallo anche per il numero 9 dell'Idolo. Precedenza, monito Luiu per il Lipunti, tutto in parità il punteggio, ma anche le altre statistiche, 2 corner per parte, 2 fuorigioco per parte e adesso una ammonizione a testa per una partita che continua a viaggiare sullo 0-0 senza grandi emozioni, tanto si resta adesso in zona d'attacco con Ruiu a provare a mettere in mezzo il pallone, dove sono Oggiano, Tenerelli più vicino a Moro, in mezzo Puddu, la scelta per Oggiano, il pallone viene comunque tenuto dal numero 11 Puddu, provano lo scambio, l'1-2, pallone che si perde sul fondo sulla buona guardia della retroguardia Camara e Orru a controllare che il pallone esca fuori e quindi si riparte con un altro rilancio dalle retrovie con il portiere
Marongiu al rilancio, siamo al ridosso della mezz'ora del primo tempo, dicevamo un primo tempo molto a rilento con le due squadre che finora non hanno creato grandissime occasioni. C'è il colpo di testa di Puddu, poi quello di Kamana all'indietro, poi Staffa trova il colpo di Manca che tiene il pallone, poi lo perde, si riparte con Luiu, l'apertura, ancora il numero 10 Cristian Luiu a controllare, ad aprire il gioco della casa, lo scambio ancora per lui, Luiu prova a lanciare in profondità, pallone che non arriva a Tenerelli, la respinta ancora sui piedi del numero 10, può appoggiare all'indietro, ancora della casa. Carabakal ancora all'indietro, ancora l'anticipo della casa, poi il tentativo con Oggiano fermato e c'è la possibilità di Gianmè di lanciare in profondità. Traoré che aspetta il pallone, viene anticipato e poi gli soffiano via il pallone, il controllo di Moro, poi quello di Luiu messo a terra, c'è il fallo del capitano Staffa. Tanto c'è il fischio dell'arbitro che chiede tanto si può ripartire con sul pallone pronto Luiu, lancio ancora in profondità, ancora non c'è nessuno, poi il controllo di Val, poi l'appoggio per l'apertura di Puddu con il pallone che arriva a Manca, il lancio lungo, niente da fare neanche per questo attacco, e poi c'è il colpo di testa di Manca, il pallone recuperato con l'apertura ancora per Roberto Manca che appoggia il pallone a Puddu, il controllo, lo scambio per Val, rientra, poi prova a far partire il destro Luiu, pallone respinto, ma è ancora il tentativo di Puddu con il sinistro, palla molto alta, almeno ci ha tentato in questa circostanza, un pallone vagante, una difficoltà di entrambe le squadre di orchestrare degli attacchi ragionati, si va più di inerzia per gli attacchi delle due squadre in questo primo tempo. Intanto c'è il fallo laterale con il controllo all'indietro per Carabakal che apre per Della Casa, più largo Manca, Della Casa prova a lanciare verso Oggiano, anticipato da Orru, poi il controllo di Moro, messo il pallone fuori, ancora fallo laterale, resta in zona d'attacco per la squadra ospite che andrà a batterlo con Ruiu, il numero 3 c'ha di fronte Puddu, il pallone ancora scelto per Moro, lo scambio con Oggiano anticipato e poi libera con Kamana, il pallone arriva su Manca, può far ripartire il contropiede, prova Piroddi a sganciarsi, c'è la sovrapposizione di Usai, non lo vede, allora il pallone in mezzo, ancora per Traoré, anticipato, e allora Luiu ha anticipato anche lui, con però il fallo subito dal capitano del Lipunti, pallone che andrà ridato a disposizione della squadra ospite con il fischio dell'arbitro, e allora si riparte con Puddu. Apertura per Ruiu, si ferma Ruiu, deve tornare indietro ancora su Della Casa, costretto a ritornare quasi nella sua area di rigore, apre per Manca, il lancio in profondità, va Oggiano, questa volta spostato tutto sulla destra, pallone all'indietro per Val, il pallone in mezzo, fa buona guardia Kamana a respingere il pallone, ma si resta ancora lì con Val, pallone dalla parte opposta dove c'è Tenerelli, lo stop di petto all'indietro, libera tutto, ancora Kamana con il colpo di testa per far partire, con Nieddu ha provato a lanciare il suo compagno di reparto, niente da fare, ma recupera un buon pallone in uscita, si resta ancora con il pallone di Nieddu, prova a lanciare Traoré è attaccato da Manca, Traoré recupera il pallone, prova a liberarsi, ma è bravo Manca a intervenire, a portargli via il pallone, ad alleggerire per Della Casa. Buona questa azione difensiva
di Roberto Manca, l'apertura per Tenerelli, lo stop di petto, si fa vedere Oggiano, Tenerelli prova ad andare da solo, attaccato da Orru, finisce a terra, c'è anche il fischio dell'arbitro sulle proteste da parte della panchina dell'Eidolo per questo intervento. L'arbitro ha visto un contatto irregolare, un fallo viene segnalato, lo ci avviamo negli ultimi 10 minuti del primo tempo, una delle poche opportunità sul calcio da fermo, in questo caso per mettere il pallone in mezzo all'area di rigore dove vanno ad ammassarsi i saltatori del Lipunti, con la squadra di casa quasi tutta a protezione, eccetto Manca che resta alto. In attacco sul pallone c'è Luiu con il destro, un'apertura molto profonda, non ci può arrivare nessuno, il primo è Jamè, attaccato comunque dal tentativo di Moro, pallone che finisce fuori, l'ultimo tocco è del numero 8 dei Punti, si torna per la rimessa dal fondo, il pallone che andrà tra le braccia di Marongiu per ripartire nello scambio con Usai. Ancora l'alleggerimento al portiere di casa, l'apertura verso Orru, stop semplice per Orru anche se c'è l'attacco di Moro, poi prova a partire Jamè, pallone viene messo fuori dal numero 10 dell'Idolo, c'è la possibilità di battere un fallo laterale ancora in zona d'attacco, il colpo di testa di Oggiano, pallone che finisce ancora tra le braccia di Marongiu. Questo primo tempo che va verso gli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti di gara nella prima frazione, ancora 0-0, punteggio che non si schioda, le due squadre non si sono fatte vedere particolarmente pungenti in avanti. Intanto qua c'è l'ottima finta di Jamè a liberare ancora Manca, prova a partire Orru, il pallone ancora per il numero 10 dell'Idolo, non arriva sul pallone Niedu, anticipato, e allora è Puddu a far ripartire i suoi, buona la finta di corpo, il lancio anche verso Tenerelli, c'è il tentativo di sovrapposizione anche di Manca, Tenerelli è lì sul sinistro, rientra sul destro, poi cade giù, non c'è niente, allora si ricontinua con Della Casa, il controllo per Puddu, l'apertura verso Moro, si fa vedere ancora più largo Ruiu, pallone ancora per Moro, c'è l'attacco di Manca, Moro si libera del pallone, ancora per Oggiano, prova a partire da solo, di fronte a lui Orru lo ferma e sarà ancora i punti a poter restare in zona offensiva. Fallo laterale che andrà a battere ancora Ruiu. Puddu la mette giù sull'attacco di Traoré, ancora Puddu all'indietro, Moro mette il pallone in mezzo, piccola incomprensione della difesa, e allora il Lipunti che può continuare la sua azione offensiva con Luiu, può mettere in mezzo il cross, sbagliatissimo, troppo forte, un cross molto lungo, pallone che si perde sul fondo, anche in queste cose si vede un primo tempo un po' avaro di emozioni, anche in queste occasioni potenziali con un cross facile gettato via, e allora si riparte con Orru, può far ripartire il gioco, il terzino di casa, sbaglia l'appoggio, c'è l'anticipo di Ruiu, mette il pallone fuori, e allora si riparte con Staffa all'indietro, ancora per Camana, il pallone messo tutto a sinistra dove c'è Usai, però sbaglia il controllo, davvero tantissimi errori fondamentali per le due squadre, e allora si continua a giocare a sprazzi. Intanto c'è un altro fuorigioco di rientro con Manca, terzo offside segnalato dagli arbitri per l'Idolo.
e gira il pallone, prova a mettere il pallone in mezzo con Moro che non arriva per un soffio a mettere il piattone destro, palla che si perde fuori. Allora si ritorna con Lidolo a cercare di rilanciare il pallone verso Traoré, intanto può anticiparlo, poi il controllo palla di Staffa lungo in avanti per Manca, messo giù dal fallo di Carabajal, e allora si riparte velocemente con il giro palla di Piroddi ad aprire il gioco, poi c'è il cambio gioco verso Traoré anticipato dall'ottima uscita di Murru. Allora ancora Puddu a controllare il pallone, l'apertura per Della Casa, sempre più largo, c'è Manca, il pallone per lui, lo scambio con Luiu, prova il rilancio in profondità verso Tenerelli e in anticipo la difesa con Camara che protegge l'uscita di Marongiu. Lì si può ripartire ancora con il pallone tra i piedi del numero 22 dell'Idolo, non c'è movimento per i suoi, è costretto a tornare ancora all'indietro. Lancio in profondità per l'apertura verso Usai, perde però ancora l'ennesimo pallone Usai, allora si riparte con il Lipunti, ma un altro appoggio errato, però squadre poco attente anche nei semplici passaggi. Allora Luiu prova il lancio lungo ancora verso Oggiano con il pallone sull'uscita di Marongiu che attende al vertice dell'area e in anticipo, e allora si riparte con Jammeh, il pallone all'indietro sempre per Staffa, fa girare il pallone per Traoré, ancora Jammeh con il passaggio sulla sua verticale, Orru viene anticipato da Ruiu, palla in fallo laterale, può battere ancora Orru. Pallone tra le mani del numero 3, lo stop di petto di Manca ancora per lui, lancio verso Traoré anticipato e poi Luiu a liberare, ma si resta ancora in zona d'attacco con Piroddi, scambio per Usai attaccato da Val, Usai in anticipo ma si porta fuori il pallone, fallo laterale battuto subito da Manca ancora per Luiu, lo scambio tra i due, pallone per Della Casa, il rilancio in profondità, Tenerelli l'appoggio per Moro, l'apertura ancora per Tenerelli, c'è tutto a sinistra Ruiu, il pallone ancora per lui, va in anticipo Ruiu, mette il pallone in mezzo con la sfera che attraversa tutto lo specchio della porta, non c'è nessuno a colpire di testa, con Ruiu che ha provato sulla pressione di Orru, è riuscito a mettere il pallone in mezzo, forse uno dei duelli più interessanti di questo primo tempo in questa fascia a sinistra d'attacco degli punti, la destra difensiva dell'Idolo tra Orru e Ruiu. Eccolo Orru con il pallone tra i piedi, provare a sganciarsi, rientra, l'appoggio ancora per Staffa, prova a partire Traoré, il passaggio è per Manca, il controllo però non trova Jammeh, pallone che esce in fallo laterale, ancora Ruiu ad appoggiare all'indietro per Carabajal, lo scambio ancora con Luiu, dal capitano degli punti passano tutte le azioni offensive ragionate, intanto c'è l'intervento da dietro su Tenerelli, l'arbitro non estrae il cartellino con Tenerelli a terra. Ancora gli ultimi 3 minuti scarsi di primo tempo, con un'opportunità quantomeno per cercare i saltatori del Lipunti. Idolo tutto dietro a protezione della propria area di rigore. Vanno anche Della Casa, Manca e Carabajal, tutti i difensori del Lipunti, più larghi Oggiano e Moro. Il pallone in mezzo, Camara a battere fuori,
ma c'era anche la bandierina del guardalinee che segnalare un altro fuorigioco, il terzo anche per il Lipunti, pallone messo giù con Marongiu chiamato a rimettere il pallone in gioco dalla sua difesa. Si passa su Staffa che fa girare il pallone per Usai, lo scambio per Piroddi, perde il pallone, l'anticipo, pallone che torna in mezzo, Moro a pulirla all'indietro per Carabajal, lo scambio ancora per Val, il pallone gli scambia a centrocampo del Lipunti che prova a far girare il pallone ancora per Luiu, all'indietro per Carabajal, sceglie Moro con il pallone toccato all'indietro per Luiu, è costretto a tornare da Murru e si riparte con Della Casa, chiamano il lancio in profondità, Della Casa ci prova verso Tenerelli, Orru sbaglia il tempo del contatto col pallone, allora però è bravo il numero 3 a ritornare su Tenerelli, a portargli via il pallone, allora è Traoré che può ripartire con il pallone verso Manca, anticipato dall'ottimo intervento in ripiegamento di Carabajal, giudicato irregolare dal direttore di gara. E allora è Traoré che può ripartire con il pallone tra i piedi, l'apertura per il tentativo di cross teso in mezzo, non sbaglia l'intervento Carabajal a mettere fuori il pallone con Usai, Paolo Usai, a provare a battere questo fallo laterale. A fianco a lui c'è Piroddi, Usai ha di fronte a sé Traoré, il controllo del numero 7 che porta via il pallone anche al suo compagno, ancora Traoré con il pallone tra i piedi, Staffa si fa vedere largo, ancora Orru con il giocatore numero 3 a liberarsi e poi prova anche il tiro. Dicevamo Orru, uno dei più attivi dei suoi, ci ha provato in questa circostanza, buono l'intervento a liberarsi dell'avversario, un po' più difficile coordinarsi per il tiro. È uscito un tentativo a metà, pallone che esce fuori senza grandi pericoli per Murru che rimette subito in gioco il pallone, non colpisce nessuno, ci arriva Oggiano, poi il colpo di testa con il fallo di Tenerelli, quindi sarà calcio di punizione, fallo su Usai, lancio ancora verso Traoré, anticipato da Manca, pallone in fallo laterale. C'è l'opportunità per il fallo laterale, anzi no, perché l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, allora si finisce qua 0-0, un primo tempo non molto attivo per le due squadre, finisce a reti inviolate e allora ci prendiamo una breve pausa e torniamo qua per il secondo tempo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale.
Kimbo means all goes around. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci tornati in campo da Arzana per l'inizio di questo secondo tempo tra Idolo e il Lipunti. Finito il primo tempo con il risultato di 0-0, non ci sono state grandi emozioni nella prima frazione di gioco, con due squadre che sono arrivate raramente al tiro, una partita davvero poco brillante per entrambe le squadre che rientrano in campo con sostanzialmente gli stessi 11 del primo tempo. Si riparte agli ordini del direttore di gara, Eleonora Pili, della sezione di Cagliari, coadiuvata da Nicola Magia e Giacomo Sanna, sempre di Cagliari, con il pallone che viaggia subito verso Traoré con il tentativo di rilancio. Niente da fare perché c'è il controllo ancora del capitano, il pallone che arriva verso poi Gianmè, messo a terra. Si riparte con Staffa che rilancia in profondità, c'è il controllo di Della Casa che spara via il pallone fuori e quindi sarà un fallo laterale che andrà a battere ancora Usai. Il cambio campo, Idolo da destra a sinistra dei vostri schermi, altra parte con la maglia blu, eccoli il Lipunti a controllare il pallone che viene messo fuori con il fallo laterale che sarà a disposizione del Lipunti, dice il guardalinee, con il pallone all'indietro per Manca, la mette davanti per tenere lì, poi il controllo di Luiu, lo scambio, l'apertura verso Moro, prova con il sinistro, il numero 8 del Lipunti, palla che finisce altissima sopra la traversa. Pallone e torna tra i piedi di Marongiu a riaprire il gioco ancora per per Antonio Usai. Il pallone recuperato ancora da Jamé e prova a partire in avanti, il pallone perso ancora una volta. Allora il controllo di Moro che protegge il pallone proprio sull'attacco di Jamé, con il numero 8 ad aprire il gioco per il tentativo di Ruiu in discesa libera. Va Ruiu, mette il pallone in mezzo, niente da fare, ma è da quella fascia adesso la parte opposta rispetto a quella della prima frazione di gioco, dove ci sono i due numeri 3, Orru che adesso va in possesso palla e Ruiu con la discesa di poco fa a far vedere le cose più interessanti. Eccolo ancora Orru in discesa, anticipato dal tocco di Valla all'indietro e poi con Murro a liberare per evitare pericoli. Allora si riparte con il pallone, deve essere rimesso in gioco dal fallo laterale. Ancora Orru che potrà battere questo fallo laterale. Pronto alla battuta di questo fallo laterale, si torna indietro per Camanà, il pallone ancora per Orru, anticipato per un attimo e poi Luiu a spazzare via il controllo di palla di Oggiano che si porta fuori il pallone, quindi sarà fallo laterale ancora per Orru, sempre all'indietro per il numero 22 Camanà, con il pallone tra i piedi appoggiato all'indietro per Usai. Si fa vedere sempre Jamé che torna a prendersi il pallone come ha fatto per tutto il primo tempo. L'ottima finta di Traoré, 3 contro 1 per l'Idolo, prova ad andare da solo mette il pallone in mezzo e poi c'è la rete.
l'azione di Niedu, ha fatto tutto da solo, il numero 9 ha messo dall'altra parte e Manca mette il pallone in rete per il gol dell'1-0. Allora si apre con subito lo squillo della squadra di casa, con l'Idolo che sfrutta un errore difensivo del Lipunti, con l'azione di Niedu. Ha portato palla avanti, messo dalla parte opposta nel secondo palo, sembrato quasi un tiro del numero 9, pallone che è arrivato dalla parte opposta e il gol. Gli manca a fare 1-0. Si riparte. Vediamo adesso il fallo laterale per il Lipunti, con Manca mette il pallone sul suo compagno Giano, poi ancora Manca, prova a battere in controllo Ciame che gli mette il pallone fuori, si resta con il tentativo di Puddu, palla viene bloccata e poi è Luiu, il pallonetto in profondità verso Giano, anticipato, e poi prova a spazzare via tutto proprio Niedu, pallone che resta lì con Manca ad andare in profondità, troppo lungo per Traoré, pallone che arriva tra le braccia di Murru. Si riparte con Luiu, il pallone appoggiato ancora a Luiu, passaggio in profondità, tutto sulla destra per Val, rientra Val con il passaggio, chiede l'1-2, c'è Manca più largo, arriva prima che il pallone esca in fallo laterale, attaccato Manca da Usai che gli contrae il pallone e lo mette in calcio d'angolo, primo angolo della ripresa. Per il Lipunti, il terzo dell'incontro per la squadra ospite. 2 ne ha battuto nel primo tempo l'Idolo, va sul pallone, Luiu mette il pallone teso in mezzo, non riesce della casa a colpire bene il pallone, c'è un altro calcio d'angolo ma dall'altra parte del campo. Va sempre il capitano degli punti a battere. Ancora l'aria piena, quasi tutto l'Idolo a chiudere, si mette il pallone teso sull'intervento di Marongiu che spazza via, ma è ancora Moro ad aprire il gioco, ancora per Luiu, prova a partire da solo, si allunga troppo il pallone, finisce sulla bandierina e poi in fallo laterale con Staffa che può battere il fallo laterale, si avvicina Oggiano a pressare, Staffa lascia il pallone per Orru, si muovono i giocatori più avanti, chiede il passaggio in profondità Niedu, il pallone arriva verso Moro, l'anticipo di Manca, poi si resta lì con il pallone messo dentro in profondità da Val, non ci può arrivare nessuno dei suoi, pallone che arriva a Marongiu che blocca in presa e apre subito per Jamais. Va il numero 10 da solo sulla fascia, si distende, poi Val gliela tocca in fallo laterale, chiede anche una spinta il numero 10, il pallone che verrà rimesso in gioco con Usai sul pallone. Tutto pronto per questo fallo laterale, può battere Paolo Usai, si fa vedere a fianco a lui, c'è intanto l'arbitro che dice che è cambio fallo, è cambio rimessa. Sbagliato questo tiro di Usai, allora è Tenerelli, l'appoggio, poi è Val sempre sul numero 9, sbaglia la girata, l'opportunità per ripartire di
contropiede con Nieddu, prova Nieddu dalla lunghissima distanza. Forse c'era l'opportunità per fare qualcosa di meglio, ci ha provato dalla distanza, c'erano con lui sia Pirodi che Manca e Traoré ha provato a battere da solo a rete, il pallone si è perso troppo alto. Quindi si riparte con il rilancio di Murru, chiede ai suoi di allontanarsi, vuole rilanciare in profondità. C'è il lancio lungo a superare la metà campo, il colpo di testa di Usai, il controllo dell'autore della rete, Manca che prova con un gioco di gambe ad aprirla per Usai, lo scambia ancora con Jammeh, anticipato in fallo laterale che sarà per l'Idolo. Ancora Usai mette il pallone sempre per Manca, scambiano i due, poi Jammeh che non arriva a controllare e allora Manca passare all'indietro per Murru, il rilancio con il colpo di testa ad allontanare di Puddu, il controllo di palla di Tenerelli, l'appoggio all'indietro per Val, prova a partire in avanti Tenerelli con il controllo di palla. Contratto, Tenerelli prosegue l'azione da solo, va ancora il numero 9, poi è spinto, messo a terra, ci sarà calcio di punizione con le proteste anche abbastanza visibili di Pirodi che non ci sta in questa decisione del direttore di gara. Sia Puddu che Luiu sul pallone. Vediamo se uno dei due metterà il pallone in mezzo, proverà il tiro direttamente verso la porta, intanto va a formarsi la barriera con Jammeh, Manca, si avvicina anche Staffa. Vediamo quanti ne vorrà Marongiu in panchina, probabilmente saranno in 2 o in 3 in barriera. Con Puddu con il sinistro oppure Luiu con il destro. Va il capitano Luiu, prova il tiro direttamente in porta, c'è l'errore di Marongiu che poi con la mano di richiamo allontana il pallone, non è riuscito a bloccare subito il pallone, ci ha messo comunque una pezza l'estremo difensore dell'Idolo ad allontanare il pallone perso in precedenza, messo una pezza al suo primo errore e allora si resta con il possesso palla di Luiu per i punti, potrà controllare un'altra azione offensiva, il colpo di testa, il controllo ancora di Luiu, prova a liberarsi, chiedono un fallo di mano, così fischia anche l'arbitro che ha visto l'intervento irregolare. Allora altra possibilità per mettere il pallone probabilmente in mezzo. Dall'altra parte prima ci ha provato Luiu con l'intervento di Marongiu, adesso anche da sinistra sono sempre i due, sempre Puddu e Luiu a dividersi questi calci da fermo, tanto salgono anche i giocatori dalle retrovie per un eventuale cross in mezzo, barriera a 4 scelta dal portiere dell'Idolo a schierarsi sulla destra sia Manca che Della Casa, ci sono anche Tenerelli più largo a destra con Oggiano in mezzo e anche Carabacal, prova a partire da solo con il tiro perfetto di Luiu che mette a giro un pallone sotto l'incrocio per il pareggio degli punti. Allora ci aveva provato pochi istanti fa, ma dalla parte opposta Luiu con il tiro a girare, prima l'intervento di Marongiu, adesso dalla parte opposta
il tiro perfetto al 7, questa volta niente da fare per Marongiu, e allora si ritorna ancora in parità con Luiu a rispondere al gol di Manca che aveva aperto i giochi sul vantaggio. E allora tutto da rifare per entrambe le squadre, e allora si riparte ancora con il controllo di Usai, niente da fare, della casa, ancora Luiu, l'autore del gol, a lanciare in profondità verso lo scatto tentato da Oggiano, troppo lungo, e allora si riparte con Orru, pallone per Staffa, il lancio verso Traoré, ancora Traoré fermato da Luiu, il controllo palla, il pallone per Val, prova a far partire Tenerelli, va Tenerelli, prova con il sinistro, un tiro un po' velleitario, niente da fare per questo tentativo del numero 9 del Lipunti. C'era a fianco a lui Oggiano, ha provato da solo, intanto qua un errore in uscita, eccolo Oggiano, prova Oggiano da solo, mette il destro, completamente sbagliato, un'occasione colossale sprecata dal capocannoniere del Lipunti, si mangia un gol davvero incredibile, poteva essere il 2-1. E allora dopo questo errore incredibile poteva ribaltarla subito il Lipunti, riporta ancora in avanti il controllo palla, prova a far partire la sua azione ancora con Puddu, il controllo palla è attaccato da Manca che per un attimo gli strappa via il pallone, poi Orru a controllare, anzi il pallone allargato dalla parte opposta dove c'è Nieddu, il lancio in profondità con Traoré a controllarla, prova a scattare Usai, il pallone viene contratto ma fallosamente, c'è il fischio del direttore di gara per il fallo fischiato su questo intervento su Traoré, che si prende anche il pallone, poi lo cede al suo compagno Nieddu. Questa volta sono uomini dell'Idolo che salgono provare a pungere la porta difesa da Murru. Sul pallone c'è Staffa, il capitano dell'Idolo, con il destro prova a mettere il pallone in mezzo, un colpo di testa che non riesce, il taglio in mezzo all'area di rigore, azione pericolosissima, l'Idolo che per poco non trovava il gol del pari, del vantaggio dalle retrovie. Ci ha provato Antonio Usai con la sua incursione. Allora è Luiu a riportarla in avanti, un ping pong con il pallone messo a terra adesso, poi un altro rilancio in profondità un po' sparacchiato e in vantaggio Orru che controlla il pallone, lo appoggia all'indietro per Marongiu, la gira tutto ancora su Usai, prova, sbaglia però tutto Paolo Usai, non in gran giornata il terzino, maglia numero 14, e allora ci prova, manca per il Lipunti, palla in avanti per Oggiano, anticipato, poi è Val che finisce a terra sull'attacco proprio di Paolo Usai. Fallo laterale, l'ultimo tocco è di Val, allora Usai che rilancia in profondità dove c'è il controllo di Manca, pallone che però esce fuori, se lo porta fuori proprio il numero 11. Tanto si muove tutta la panchina del Lipunti da inizio secondo tempo praticamente, adesso c'è il colpo di testa ancora in avanti per Tenerelli, lo scambio con Traoré che va a recuperare il pallone, il colpo di tacco per Nieddu, l'apertura per la discesa ancora di Orru che prova a partire da solo, c'è la spinta di Moro che prende anche il cartellino giallo, incontenibile Orru. Allora un'altra ammonizione. Nel primo tempo, finiti sul taccuino dell'arbitro Luiu e Nieddu.
E allora è Staffa sul pallone, prova Staffa, la mette in mezzo, ancora una volta tagliata dalla parte opposta dove c'è il tentativo ancora di Usai, c'era una bandierina alzata, il pallone è uscito, ma ancora una volta Usai, come prima su calcio da fermo, si inserisce sempre bene il numero 6 maglia bianca. Prima il suo colpo di testa, per poco non beffava la retroguardia del Lipunti, adesso pallone un po' troppo lungo, si riparte con Tenerelli, prova a lanciare Oggiano in profondità, pallone troppo lungo, Marongiu può controllarla e rimetterla in gioco, ancora per Staffa, va a controllare il pallone, appoggia all'indietro, ancora per Usai, Antonio Usai, il rilancio del numero 6, manca, riesce per un attimo a salvarla, poi Della Casa ad anticipare, Carabajal a portarla avanti, non c'è movimento tra i suoi, l'appoggio per Della Casa, scambiano ancora i due centrali di difesa del Lipunti, costretti a tornare ancora per Murru, spara in profondità con il colpo di testa a Usai, ancora a liberare, poi è Luiu anticipato e si riparte con Niedu, il pallone dalla parte opposta, Jamè non può arrivare, pallone troppo lungo, ma c'è stata la deviazione, quindi il pallone sarà ancora nella disponibilità del Idolo con il pallone tra le mani di Usai. Intanto c'è la prima sostituzione dell'incontro, la opera Mister Salis, esce con la maglia numero 7 Puddu, entra con il 14 Azara. E al 21esimo della ripresa il primo cambio, si riparte con Manca, mette giù il pallone attaccato con Manca, c'è il rimpallo che favorisce il giocatore degli punti e quindi si può partire con il pallone, può essere rimesso in gioco da Murru. Tanto Azara si posiziona tutto sulla destra, la tiene Tenerelli, il pallone prova a partire da solo, c'è il fallo di Niedu, fischio dell'arbitro, calcio di punizione con il pallone messo giù da Val, la lascia per Luiu, lancio in profondità proprio per Azara, prova a partire da solo il numero 14, c'è una leggera trattenuta e poi Azara mette il pallone in mezzo quando era già uscito fuori in calcio di rinvio, quindi si riparte con Marongiu, fa ripartire Orru, pallone per il numero 3, lo scambio con Pirodi, ancora Orru per Traoré, pallone viene respinto, poi ancora il colpo di Pirodi, poi c'è Val a controllare, allarga ancora per Luiu, il lancio in profondità, prova a farsi vedere Oggiano, anticipato dall'ottima uscita di Marongiu, resta alto, chiede ai suoi di salire, rimette in gioco il pallone, il colpo di testa di Carabajal. Pallone viene poi fermato, lo stoppato dall'arbitro per il calcio di punizione, viene fischiato dal direttore di gara. La palla per Azara, il colpo di testa ad anticipare tutti di Jamè, palla in fallo laterale, ancora Azara all'indietro, il cross di Val, pallone che esce, Marongiu blocca tutto, fa ripartire ancora Pirodi, lo scambio per Niedu, Niedu a proteggere il pallone attaccato da lui, ancora Niedu, l'apertura per Orru, pallone ancora scambiato tra i due al centro per Staffa, cambia gioco dalla parte opposta, ottima questa sventagliata per Jamè, prova a farsi vedere anche Usai, il pallone messo per Manca, Manca deve tornare indietro, si riparte da Staffa sempre con il pallone tra i piedi, il numero 4
l'apertura dalla parte opposta e c'è l'intervento di Orru. Pallone all'indietro per il giro palla, ancora per Staffa, un'altra apertura, questa volta pallone troppo alto, non ci può arrivare Orru, là fuori, sarà fallo laterale con Ruio a rimettere in gioco il pallone. Ruio negli ultimi 10 minuti è rimasto più arretrato. Intanto il tentativo di cambio gioco con Usai a liberare e allora manca per Azara lo scambio per Val, prova di prima, non arriva il pallone verso Azara, il controllo di Jamè, ancora manca con il pallone tra i piedi, lo scambio per Pirodi allarga il gioco verso Ru, ancora all'indietro per Kamana, il difensore dell'Idolo rallenta il gioco, poi apre tutto per Usai, sbaglia il controllo di petto, poi però c'è ancora il tentativo con il corpo di Usai che prova a ripartire, poi in scivolata con Val, è messo giù e c'è il cartellino giallo anche per Paolo Usai. Il fallo su Val, Pablo Val messo a terra dall'intervento in scivolata. Intanto ci sarà una nuova sostituzione, questa volta per i padroni di casa con l'uscita dal campo di Traoré. Buona la partita di Traoré, è pronto con la maglia numero 20 Ivano Lotto. Eccolo in campo, la maglia numero 20 Lotto, classe 93 per il giocatore maglia numero 20. Intanto il pallone in profondità con l'uscita di Marongiu a rilanciare il pallone, intanto resta a terra uno suo compagno travolto dall'uscita di Marongiu. Intanto in questo secondo tempo sicuramente qualche emozione in più dopo una prima frazione di gioco avara di emozioni, subito in avvio di ripresa il gol di Manca dell'Idolo a sbloccare il risultato e poi il pareggio direttamente da calcio di punizione di Luiu. Intanto c'è un altro intervento dalle panchine, esce Ruiu alla maglia numero 3, entra con il 18 Davide Viale. Tanto è ancora a terra il giocatore dell'Idolo, tanto ne ha approfittato Mister Salis per fare la sua sostituzione con Viale, si posiziona sulla destra. Mentre Azara va a finire dalla parte opposta, altro cambio anche per l'Idolo con l'ingresso in campo di Kabiddu. 14. Con l'uscita di Usai. Ne approfittano i tecnici, adesso si potrà ripartire con queste due sostituzioni effettuate proprio nel momento dell'infortunio di Usai, che rientra adesso in campo. Adesso c'è Pablo Val che va a controllare il pallone, prova a metterla in mezzo proprio per Oggiano,
mette il pallone in mezzo Giano con Marongi in uscita a bloccare, a distendersi, a evitare possibili rischi. Allora c'è il controllo palla proprio del neoentrato Lotto, pallone in mezzo dalla parte opposta, svirgola l'intervento Carabajal, pallone che resta lì con Piroddi a controllarla, prova a metterla in mezzo, Della Casa appostato a bloccare il pallone, poi spazza via tutto Usai per evitare guai peggiori. Giro palla con il controllo di Jamé, prova a scattare Orru sulla fascia, Jamé torna all'indietro ancora per Staffa. Ecco il controllo di Kabindu, lo scambio con Piroddi, poi l'1-2 con il neoentrato, buona questa azione tutta di prima dell'Idolo, proprio con Kabindu che ha provato da incunearsi nella difesa. Adesso c'è il rilancio verso Oggiano, Camana con la spalla a mettere il pallone all'indietro, adesso Piroddi rilancia davanti, va al passaggio per Luglio, il controllo palla, ora l'ingresso in uscita di Staffa che si libera di due giocatori, va a Staffa, prova Jamé a farsi vedere dalla parte opposta, Staffa porta palla avanti, fa partire il destro con il tiro e la grande respinta di Murru. Ha fatto tutto Staffa, ha portato palla avanti, due dribbling e poi tiro, gran parata di Murru. Sarà calcio d'angolo dopo questa azione in solitaria del capitano dell'Idolo. Terzo calcio d'angolo per l'Idolo in questa partita, con Staffa proprio lui a battere questo calcio d'angolo, mette però il pallone troppo basso, libera tutto la difesa con Tenerelli a spazzare via, postato sul primo palo, farà fallo laterale. Fallo laterale di Kabindu, lungo in profondità, il pallone controllato da Manca, poi è Val a liberare, a far ripartire i punti con Asara, il pallone scaricato per Moro, prova il lancio in profondità verso Oggiano, palla irraggiungibile, lunghissima, rinuncia anche allo scatto il numero 11 e allora si riparte con il controllo palla di Staffa, si deve fermare, c'è poco movimento dei suoi, allarga per Jamé, 32. ancora il controllo per Staffa, all'indietro per Camana, ultimo quarto di gara scarso, salvo recupero, qua Asara si libera bene del suo marcatore, poi prova Oggiano a portarsi palla avanti, gliela sradica Camara e allora si riparte con il contropiede per Piroddi, c'è Manca che scatta sulla sua fascia, rientra Piroddi, poi lo scarico proprio per Lotto che prova da solo, anticipato poi dal pallonetto che poi recupera ancora l'Idolo con Piroddi, mette il pallone con il tocco in fallo, in calcio d'angolo da parte di Viale, trovato in ripiegamento, ha ottenuto il massimo da questa circostanza. Piroddi non poteva fare di meglio, recupera comunque un buon calcio d'angolo numero 4, tornano in parità anche i corner per entrambe le squadre, 2 per tempo finora per entrambi. E allora Jamé sul bandierina, mettere il pallone in mezzo di sinistro, tagliato, la spara via Luiu, poi si resta lì all'inizio dell'area di rigore, poi Manca, anticipato, adesso è
Ancora l'attaccante in maglia numero 11 a liberarsi del pallone, autore del gol dell'Idolo. Poi Asara, buona il gioco di gambe di Asara che parte in contropiede con il numero 14 che apre il gioco. Ancora per Viale, Viale prova l'1 contro 1, poi si allarga, prova a mettere il cross, pallone che viene respinto da Kabidu. È entrato bene in campo Asara, mettere scompiglio con i suoi dribbling, intanto ci prova ancora Viale, si allarga, c'è l'intervento in copertura di Piroddi, tutto regolare per l'arbitro. Tanto altro movimento sulla panchina del Lipunti, pronto all'ingresso in campo anche Borrozzu. Con l'uscita dal campo dell'attaccante Tenerelli. Tenerelli finisce in panchina, un'altra sostituzione, questa volta per l'Idolo con Cocco a entrare in campo. Lascia Miedu. Cambiano anche gli avanti entrambe le squadre, con Borrozzu che va ad affiancare Oggiano in avanti, mentre Cocco si affianca a Manca, l'autore del gol. Allora si riparte con Usai, lo scatto proprio del neoentrato Cocco, anticipato da Carabacal, mette fuori. Ultimi 10 minuti di partita con Kabidu che mette in fascia per il tentativo proprio di Cocco, anticipato. L'ultimo tocco però è del giocatore degli Punti, subito rimesso per Piroddi, rientra sul destro Piroddi, poi c'è l'anticipo, l'ottimo anticipo e poi spara via dalla difesa proprio Viale, poi la possibilità di contropiede con Oggiano, prova Oggiano in velocità, Oggiano si allunga leggermente il pallone, ottimo l'intervento di Usai, pallone che torna nei piedi di Oggiano, prova a liberarsi di Camanà, poi Oggiano mette in mezzo un pallone però è troppo profondo, pallone che finisce fuori. Usai torna a terra. Quando ci sarà una altra sostituzione fra poco, si muove alla panchina del Lipunti anche Manuele Fini. Mister Salis prepara un altro ingresso in campo, cambia tutta la linea offensiva. Il tecnico del Lipunti entra con il numero 15 Fini. Escono i due attaccanti nel giro di 5 minuti. Tratti prima Borrozzu e poi Fini completare l'attacco per il Lipunti, che deve adesso difendersi da questo attacco in zona offensiva da parte di Kabidu. Viene anticipato da Manca e poi perfeziona Viale il suo controllo, l'apertura proprio su Fini e si allarga, prova a mettere con il sinistro per il tiro cercato proprio da Viale, pallone con il destro troppo chiuso, pallone che si perde sul fondo. Restano sempre alti Manca e Cocco per cercare di prendere questo calcio di rinvio. Sale anche il centrocampo del Idolo con il lancio verso Manca, anticipato dal tocco di Luiu, poi l'intervento di Cocco a cercare di fare la difesa, attento la casa a sparare via il pallone con Orru di testa, sbaglia però, sbaglia anche Borrozzu, allora si
può controllare con il pallone per Manca, la mette verso Piroldi, attaccato Piroldi da Viale, va Piroldi ancora, prova a mettere il pallone, buono l'anticipo di Carabacal che poi prova a spazzare in profondità, pallone che arriva a ridosso di Marongiu, blocca senza problemi, apre per Cabiddu, attaccato da Viale, si libera del pallone per il tiro di prima in profondità con il controllo di Della Casa. Ultima partita da parte del centrale difensivo, intanto qua c'è il fallo su Val, c'è l'ammonizione combinata dall'arbitro per Cocco per questo intervento, anzi è Lotto probabilmente l'autore del fallo, ha preso il cartellino giallo con un accenno di reazione da parte di Pablo Val. Ora si può ripartire con il lancio in profondità di Della Casa, un rilancio verso il portiere, palla che per poco non beffa Marongiu che riesce comunque a controllare che il pallone esca alto sopra la traversa, non si fida del passaggio per Usai, allora sarà il rilancio in profondità. Ultimi 5 minuti per questa partita, ecco Lotto, controllo del pallone, l'apertura per Orru, pallone troppo profondo e allora si può controllare con Val, l'appoggio all'indietro per il rilancio in profondità, troppo lungo il lancio di Moro, palla che finisce, anzi era Asara, palla che finisce facilmente tra le mani di Marongiu, può rilanciare in profondità, pallone colpito da Luiu, il controllo di Jamè, sbaglia poi il passaggio verso Fini, anticipato da Camanà, Fini però gli porta via il pallone, gioco di gambe dell'attaccante degli Punti, torna all'indietro, poi anticipato, controlla del pallone per Fini, è solo, è isolato, riesce comunque a mettere il pallone in mezzo verso Borrozzo, anticipato dal colpo di testa, ma si resta lì con Luiu, l'apertura, mette il pallone in mezzo, il tentativo di Viale, ancora Fini sul pallone, l'apertura, il gioco di gambe di Asara, ancora all'indietro per Luiu, l'apertura ancora verso Viale, lo stop di petto, posizione regolare, è solo Viale, poi Manca, costretto a tornare, a dare una mano ai suoi. Della Casa, si resta in pressione offensiva per il Lipunti, qua Viale perde il pallone, viene messo fuori dall'intervento di Manca, fatto laterale, il pallone andrà tra le mani di Manca, l'appoggio per Fini, finito sulla destra, Fini anticipato ancora in fallo laterale, sempre da Manca in posizione difensiva, ancora Manca, adesso prova il cross in mezzo, pallone che viene messo fuori, ma nella traiettoria del cross, pallone che era uscito, Manca si lamenta con il guardaline, tant'è che non cambia la decisione, sarà rimessa dal fondo per Marongiu. Il portiere che non ha potuto nulla sulla punizione perfetta e magistrale di Luiu per il gol del pareggio del Lipunti, e allora Val prova il lancio in profondità verso Fini, anticipato, e allora il tentativo di Viale fermato con il calcio di punizione, il fallo di Cabiddu, intanto Usai finisce ancora a terra, non sembra farcela il difensore del Idolo. Se un affaticamento o una botta presa dal difensore del Idolo, chiede anche il cambio, si prepara per l'ingresso in campo anche Vincenzo Stocchino. Tanto si può battere questo calcio di punizione, batte sempre Luiu,
pallone tagliato in mezzo con Lotto a respingere. Luiu aspetta che il pallone esca in fallo laterale, può essere questa l'occasione per il cambio. Ecco l'arbitro concede adesso la possibilità, la sostituzione a mister Ladu con l'ingresso di Stocchino. Non ce la fa, come detto Usai, un colpo al corpo, al petto. Buona la partita del difensore del Idolo in fase difensiva, ma si è fatto vedere anche un paio di occasioni in avanti, un colpo di testa su calcio piazzato, per poco non faceva 2-1 per l'Idolo, che adesso deve difendersi da questo attacco. Pallone messo fuori da Kabindu in fallo laterale con Manca, che potrà ancora battere il fallo con le mani. Il pallone per Fini, ancora Manca, lo scambio tra i due, sempre Fini, rientra sul sinistro, finta, poi ancora con il sinistro, pallone sporcato, però sbaglia l'uscita Camanà con Borrozzo all'indietro per Luiu, si fa vedere a fianco a lui Moro, lancio in profondità, un cross troppo lungo, Fini non riesce a salvare il pallone. Il numero 15 tratto a ridosso del 40esimo, la ripresa, Mette non riesce ad arrivare su questo cross sbagliato da Moro. Intanto Marongiu chiamato in causa, qualche brivido per la difesa, ma adesso i punti a provarci. Intanto esce Camanà con il contropiede del numero 22 che fa cost to cost, poi prova il rilancio in avanti, ma si resta ancora lì il pallone per Jamé. Prova Jamé lo scambio ancora in mezzo con il tentativo in gioco di Cocco fermato, e allora è Luiu che può ripartire. Ci ha provato l'Idolo a partire in contropiede, buono il contropiede di Camanà, poi perso il pallone, allora è Viale a controllarlo, gioco di gambe di Viale, rilancio con il destro dalla parte opposta, Fini non può arrivarci, ma a centrocampo adesso è padrone il Lipunti che ci sta provando di più in questo frangente. Fini anticipato da Kabindu, pallone ancora in gioco con Fini che si libera di Kabindu, ancora Fini, prova a entrare in aria, prova con il sinistro, palla verso il palo, la chiamava al centro proprio Borrozzu. Fini ha provato invece il tiro sul primo palo, forse poteva mettere un cross più efficace in mezzo. Il numero 15 Emanuele Fini, classe 2000. Allora ci riprova con Piroddi, l'Idolo va a Piroddi, ottima finta, si libera di Val che non ne ha più, e allora Piroddi prova lo scarico e manca sul pallone, ancora manca, va tutto da solo, prova lo scambio, poi manca l'apertura con il rilancio da parte di Moro che resta anche a terra, infortunato. Provato Lotto in mezzo con il pallone che poi è stato liberato da Moro, finito anche a terra, ma ci sarà questa nuova opportunità per l'Idolo. Jamé con il pallone, lo stop di petto, poi l'apertura ancora per Staffa, lotta con Asara, va ancora il numero 4, ottima la sua azione, mette il pallone in mezzo dalla parte opposta, Piroddi rientra sul destro, fa partire il destro, poi Lotto anticipato di un soffio dall'ottimo intervento della difesa. Lo sbandamento della difesa del Lipunti, per poco non ne approfittava Lotto, pallone che è arrivato a Piroddi, pallone respinto proprio lì dove c'era Lotto, anticipato all'ultimo, un salvataggio che è come un gol per il Lipunti che se l'è vista brutta. Sarà ancora fallo laterale,
l'ultima magia ancora di Staffa, che ha messo in mezzo un cross importante. Adesso è Jamè, palla in calcio d'angolo numero 5 per la squadra di casa. Va una opportunità, costretto a tornare nelle retrovie anche Borrozzu per cercare con i suoi centimetri. Intanto finisce a terra Carabacal, pallone con l'arbitro a 2 passi. Pallone fermo sulla lunetta del calcio d'angolo, con Jamè sul pallone, tutti i saltatori dell'Idolo in mezzo all'area di rigore, tutto i punti a protezione dell'area di rigore. Jamè, grande mucchio in mezzo, parte il cross tagliato verso il portiere, troppo verso Muru, che può bloccare, non se la sente di rilanciare subito il pallone. Lo fa adesso con il lancio in profondità, proprio quando l'arbitro decreta la fine dell'incontro, e allora finisce qua con il pareggio, l'1-1, con il gol di Manca dell'Idolo a sbloccarla, e poi il pareggio di Luiu direttamente su punizione. E allora da Matteo Piga con le immagini di Andrea Farris è tutto da Directa Sport, un saluto e a presto.